Oggi io e Papi visitiamo il Sentiero del Silenzio Porta della Memoria, un sentiero ad anello nato per valorizzare un'area di interesse storico sull'altopiano di Asiago, nell'alta valle di Campomulo con partenza dal rifugio Campo Muletto. Ci ha portato papà che, seppur piccolo, la guerra se la ricorda bene. Fra i boschi di conifere troviamo installate 10 opere contemporanee a rievocare memorie della Prima Guerra Mondiale, come le lettere per me di grande impatto emotivo. Mamma carissima, perdona se non ti ho scritto troppo e credi ti ho sempre pensato. Oggi ti ho spedito il baule con le robe mie. Luoghi storici che regalano pace, silenzio e tranquillità, quella che purtroppo non si respirava durante la Prima Guerra Mondiale, che seminò morte e distruzione su tutto l'altopiano. Un anello di circa 2 km con un dislivello di 100 metri, che seppur facile è da percorrere con calzature idonee per la presenza di radici. A me e papà è piaciuto molto, salva il reel per visitare questo luogo storico. Altre info utili le trovi in descrizione.